Cari amici, finalmente l'ultimo filmato della giornata. Dopo tanta fatica sotto un sole cocente, io questa mattina avevo avvistato questo camion, però ero in compagnia di mia moglie e ho detto mi fermerò quando tornerò, quando lei è al mare. E cari amici, guardate, lungo la Feltrina, dove stanno facendo dei lavori di ristrutturazione stradale, andiamo a trovare una vecchia gloria. Cari amici, eccolo qua, un OM 160, credo trasformato in macchina operatrice, ma come vedete è sempre utile qua alla causa. Questo infaticabile OM 160 vive ancora, combatte. Ragazzi, guardate, siamo lungo la Feltrina, c'è gran movimento, è domenica sera ed il Marvin, insomma, porta a casa questo camion. Tra l'altro io l'avevo visto anni fa, stavo tornando dal mare, lo avrei inseguito, purtroppo con me c'era mia moglie e quando c'è da inseguire un camion mia moglie non ci sente, anzi è già tanto se si ferma una volta. Per cui cari amici, niente, l'ho catturato così e purtroppo non posso sentire il motore, domenica, gli operai non ci sono, però lo portiamo a casa. E niente, qua dico alla ditta Cadore Asfalti, faccio i complimenti perché usi ancora un vecchio camion, lo puoi utilizzare, come vedi, è ancora utile questo vecchio M160, sono come i vecchi Fiat, non muoiono mai. E niente, qua cari amici, lo portiamo a casa, io ve lo faccio vedere come posso, lo dedico qua all'amico Giorgio Ghezzi, che ha un M160 recuperato da Davide, che dedico anche a Davide questo M160, Davide di Verona, delle zone veronese, famoso per il suo Fiat 691 macchina operatrice. E niente, qua cari amici, andiamo a visionare questo vecchio M160 che dice ancora la sua, che combatte ogni giorno, ragazzi, combatte, e per cui lo portiamo a casa nell'albo dei ricordi, allestimento Isoli. Insomma ragazzi, dopo una giornata di sole cocente, che io ho portato a casa, ho portato sì la famiglia al mare, però non è che mi sono fermato, ripeto sempre, quando vado al mare non torno mai a mani vuote, e se c'è un vecchio camion figurarsi se lo lascio qua. Ripeto, l'avevo già avvistato questa mattina e ho detto a mia moglie, ah, non mi lasci fermare? Tranquilla, ci penso io questa sera. E difatti adesso lo portiamo a casa, ragazzi, fantastico M160, e dico alla ditta Cadore Asfalti, oh, non è vera male, insomma siamo appassionati di vecchi camion, ti rendiamo gloria, ti facciamo i complimenti, utilizzi ancora questo vecchio M160, mi raccomando, tienilo bene, non darlo in Africa, non sfasciarlo, sappi che ci sono comunque dei collezionisti, magari un indomani, che lo prendono, insomma, piuttosto che mandarlo in Africa, dai, facciamolo vivere ancora tra di noi. E vediamo qua, la cabina da questa parte è chiusa, però dall'altra parte mi sembra è aperta. E cari amici, guardate, fantastico M160, spettacolo, insomma il Marvin deve raccogliere tutto quello che vede, deve portare a casa. Ragazzi, per noi vecchi appassionati camion qua portiamo a casa tutto. E saluto qua il mio amico Giuliano, un M160 che ancora fatica, che combatte, e direi anche, facciamo i complimenti, che comunque è tenuto bene, non è che ci sono tracce di ruggine o devastato, cioè questo qua è un camion che combatte ma fa la sua gran figura, questo qua sarebbe da raduni, camion storici, ragazzi, Cadore Asfalti. Io vi faccio presente che comunque c'è un gruppo che si chiama Camion Storici, Camion Storici Nord-Est, oppure c'è il gruppo Amici del Lupo, sempre delle zone di Treviso, quando fanno dei raduni, insomma, questo qua potrebbe dire la sua, insomma, un raduno sul Vajont lo potrebbe fare. Guardate qua, cari amici, fantastico.
insomma è tenuto bene, un po' impolverato, ma ci sta, siamo qua su una strada dove ci sono grandi massi, insomma, dove c'è in pieno lavoro stradale, insomma ci sta, ragazzi, insomma io direi che il colpaccio l'abbiamo fatto onore qua alla ditta Cadore Asfalti, spero non è male, insomma noi rendiamo onore a questo camion che battaglia, e che per colpa di mia moglie mi era sfuggito anni fa. Ragazzi, questa volta l'ho catturato, lo porto a casa e va bene così. Ragazzi, qua il Marvin, il report l'ha fatto, insomma ci sta, lo dedichiamo a tutti gli appassionati di camion storici e tutti, insomma. Come vedete qua c'è il simbolo della mia associazione, però con questo non vuol dire niente, è per tutti gli appassionati di vecchi camion e soprattutto qua alla patria dei camion storici nord-est qua e agli amici del lupo. Ragazzi, qua il Marvin vi saluta, guardate qua, paesaggio fantastico, pieno cantiere, grossi massi, ma il 160 c'è e combatte. Ragazzi, ciao a tutti dal Marvin, un saluto al mio amico Alessio di Corchiano, alla famiglia Gigetto e anche all'amico Alessio Rocca, e come non dimenticare il polmone del Marvin, il grande Filippo. Ciao a tutti e a presto, viva i Marvin Tour. Adesso veramente torno a casa perché non c'è più niente. Ciao a tutti, si torna in Trentino.